Caro Sgarbi, illuminaci, nel senso che continuiamo a dire l'Italia dovrebbe puntare, può puntare sul turismo, sul patrimonio archeologico, paesaggistico, però dobbiamo anche riconoscere che i nostri Alessio Lassa e Giorgio Fargione non sono stati neanche cattivissimi nel tinteggiare quello che non va. Purtroppo non vorrei fare Sgarbi, ma in questo caso... Fallo. No, fare delle polemiche, ma il quadro, e purtroppo io sono l'italiano che lo conosce meglio, è un quadro di ladri, di incapaci, di ignoranti, di architetti da galera, di cui nomi non voglio neppure dire perché li ho già detti. Tu pensa soltanto che a Milano abbiamo il monumento a Lago e al filo del grande artista americano Oldenburg in piazza Cadorna, con un orrore di Gaia Aulenti che deforma una piazza che era una piazza civile. Non so se hai visto il Museo di Messina. Il Museo di Messina è un luogo bellissimo, quello che c'è, un edificio storico. Quel cesso che hanno fatto, una scatola di merda, non è neanche un magazzino. Miliardi agli architetti. Fuksas, che è un distruttore, è un fascista, prende 22 miliardi di parcella. Neanche Bramante, Palladio, Michelangelo hanno preso tanto. In galera! Altro che Bertolaso per la casa da 1.500 euro al mese. Architetti ladri, distruttori. Detto questo, però, non voglio fare Sgarbi, ma siccome conosco tutto, tu non hai idea di come è bello un museo povero. E posso dirti che io che ho fatto il più bel museo d'Italia e l'ho aperto in 3 mesi, prendendoli a calci nel culo, solo con i ragazzi che hanno lavorato con me, ho speso per il museo della mafia 60.000 euro. Stella, che non è mai stato mio amico, ma insomma è sempre stato il severo censore, è rimasto sedotto dal fatto che un museo bellissimo, con un artista formidabile, che si chiama Inzerillo, con tante cose che vedrete a vedere, spero che venga anche l'amico Feltri, Mascheroni è venuto, è costato 60.000 euro. Sai cos'è costato il cesso di Zaha Hadid? 160 milioni di euro per un monumento a irachena. No, adesso... No, lo dico, non lo dico contro di lei, lo dico perché tu non vieni da noi a distruggere l'Italia per farti il monumento, che non serve a niente, e a spendere 50 milioni di euro di opere di merda, perché se non hai i soldi per il Colosseo è perché hai comprato Andy Warhol, Gilbert and George, dei caccatori di merda, le cui fotografie sono uguali alle opere. Ma mi sa che non vuole aggiungere didascalie, aspetta, Feltri. No, ma volevo finire per dirvi, la chiusura del capitolo è questa, che se fosse gestito dal comune di Salemi il museo di Messina, quel museo che vedi, sarebbe aperto da volontari in 10 giorni, non in un anno. Ma perché occorre fare il concorso? Il concorso per chiamare Isozaki, Meyer, Zaha Hadid, questa serie di gente che vengono a prendere Fuksas, ma che cazzo di concorso? Ma fai una capanna e mettici le opere dentro, ignoranti! Io l'avevo invitato Fuksas, ma dico la Fuksas, verità. Guarda fu, è bene che non venga perché calci nel culo in galera! In galera! Allora, altro che ci sono i soldi, vengono buttati! Allora, scusa, per chiudere il discorso, voglio chiudere questo punto. Allora, ai tempi di Andreotti c'erano 40 miliardi per il Colosseo, 20 milioni di euro. Oggi ne occorrono 17. Perché hanno speso, Roma ha bisogno del Museo d'Arte Contemporanea a 160 milioni di euro e non ha bisogno di restaurare il Colosseo? Basta che tu spendi. Il problema della spesa pubblica è capire che cosa è importante fare e non buttare i soldi. Lì tra gli acquisti e il museo hanno speso 220 milioni di euro per la merda d'artista. Questa è la storia. Non voglio fare Feltri.